Bentornati cari amici, oggi andiamo a fare un girettino in Slovenia passando per Castelmonte dove c'è il santuario della Madonna di Castelmonte. Entreremo in Slovenia al lato di Canal, che sarebbe Canal di Zonzo, per poi discendere verso Nova Gorica. A metà strada c'è un bel punto dove dobbiamo fermarci a fare un paio di foto. Ci sono delle cascate, la zona carsica slovena è veramente stupenda. Ci vediamo dopo. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. E piano piano siamo arrivati anche a Udine. Ora con un po' di pazienza attraversiamo il centro. E di qua c'era anche la birra, Moretti. E siamo quasi a Cividale del Friuli. Fra poco si sale verso il santuario della Madonna e poi scavalliamo. Ora, finalmente inizia la salita, santuario Beata Vergine di Castelmonte. Forse adesso qualcuno capisce perché ho preso questa strada, ma non perché sono un cristiano credente. E dato che siamo arrivati fino a qui, andiamo anche a vedere il santuario. Oggi abbiamo una fortuna sfacciata che possiamo parcheggiare qui vicino all'ascensore. Usciti dalla chiesa ci godiamo per qualche minuto questo paesaggio stupendo e ci berremo un caffè e andiamo verso la Slovenia. Adesso riscendiamo, facciamo il giro del santuario, prendiamo la peppa e fra 5 minuti saremo in Slovenia. Il bello di queste strade è che sia d'estate che d'inverno il traffico è pressoché zero, quindi si possono gustare in tutta tranquillità. Stiamo arrivando al Trivio. Questo qua si chiama Trivio. Dritta l'abbiamo già fatta e allora andiamo verso Podresca. Siamo un pelino fuori dalla civiltà qua. Qua dobbiamo andare via dritto. Andiamo via dritto per Lig, così andiamo giù verso Canal
qua siamo sul confine e siamo arrivati in Slovenia. E qui siamo sulla 606. Sì, qua giù c'è l'Isonzo, siamo quasi a Canal, abbiamo ancora 3 o 4 curve, un paio di chilometri. Siamo arrivati a Canale di Isonzo, Canal in sloveno. Attraversiamo qua e ci facciamo anche 2 foto qua a questo ponte che è molto molto scenografico, che così guardo anche quanto ho limato la pedalina a destra. Chissà perché si chiama Canal. Che socca che te ga. Guardate se non è bello sto tratto qua di fiume, a parte che tutto l'Isonzo è un bel fiume, ma è veramente bello. Con questi paesini caratteristici. Sono innamorato del colore di questo fiume perché veramente ha sempre quel colore smeraldo, quel color verde smeraldo, sia d'estate che d'inverno, e tutte le volte che l'abbiamo visto è sempre pacifico, sempre con questo volume d'acqua. Siamo arrivati a Nova Gorica, la Peppa sta parlando da sola e va tutto bene. Siamo nel paradiso per la Peppa, a 1,53 facciamo benzina. Arrivati in questo paese impronunciabile, intanto guardiamo cosa c'è per mangiare. È un hotel degli anni 20, che figo! Ci saranno i pidocchi che parlano in dialetto veneto, in triestino. Siamo pronti per partire, andiamo in direzione Caporeto e ci fermeremo su un posticino. Abbiamo deciso di prendere questa strada qua perché ci accorciava di 80 cm il percorso, e mentre l'affare si ingrossa la strada si stringe. Oh, che figata, che paesaggio! Per il momento la strada è anche bella da percorrere, non è una strada difficoltosa e sembra quasi che siamo arrivati alla civiltà, ma non credo. Comunque siamo arrivati quasi a destinazione. E qui, da che parte andiamo? Purtroppo ritorniamo indietro perché il tratto di strada è completamente frannato. No, Valentino ha rotto e Marquez continua imperterrito e vince! E adesso lanciamo sul gatto.
e si riparte in direzione Tolmin. You try to burn me down, but my spirit just refine like a phoenix from the Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. I am stronger than before. I know, let it go. Rise, rise, Whom I'll carry you in my heart, hand in hand, I'll build again. No one tells you always, my heart will break and expand. I am stronger than before. Guarda che spettacolo che sarebbe. Veniamo quando farà caldo. È stato di Dante, sì, la grotta di Dante è dentro di là. È pieno di buchi qua. Ritorneremo con la bella stagione in questo luogo spettacolare e adesso si riparte. Ultimo rabocco e adesso andiamo a mangiare e poi ritorneremo in Italia. Proviamo a vedere adesso questa strada qua se ci porta intanto a mangiare e dopo in Italia. Summer. E abbiamo preso la 602 in direzione credo Italia. Speriamo di trovare un paesino. Spring, new life, summer. Proseguiamo su queste strade un po' improbabili. Il navigatore ci dice che di qua si può andare anche a casa e speriamo di non trovare un buco. Non so come cavolo abbiamo fatto ad arrivare fino a qua. Guarda dove siamo saltati fuori. Ragazzi, abbiamo trovato un posticino veramente fuori del mondo per mangiare. Siamo in Alto Friuli, non lo so esattamente dove siamo, però abbiamo trovato che ci danno da mangiare. Non lo so. Abbiamo mangiato come i buoi in questo posto e adesso faccio fatica a respirare. Guys my age laugh at my jokes, treat me like one of the bros. Think E adesso incomincia il tratto con le curve. date me. 'Cause girls my age have tiny waists, skin tight tan and baby faces. Dance at the bar like no one's watching. Anche per oggi è tutto cari amici, ci aspettano ancora qualche centinaio di curve prima di arrivare a Artemis e poi saremo arrivati alla civiltà. But in a couple Ciao! you look at me when I get pretty.